Le mammografie prenotate un anno fa all'ospedale di Gemona vengono dirottate a Tolmezzo. I comitati a difesa del nosocomio pedemontano denunciano il disservizio. A Gemona le mammografie prenotate un anno fa in questi giorni vengono dirottate all'ospedale di Tolmezzo. È stato ridotto il numero delle giornate in cui l'esame veniva effettuato al San Michele, che è passato da 3 a 2 giorni alla settimana. I comitati che stanno raccogliendo le proteste dei pazienti chiedono alla Regione dove sia finito il mammografo digitale previsto a Gemona dal piano attuativo locale. All'ospedale di Gemona le mammografie saranno effettuate d'ora in avanti solo 2 giorni a settimana e non 3 e i pazienti verranno dirottati su Tolmezzo. Nuovamente sul piede di guerra i comitati a difesa dell'ospedale San Michele che stanno raccogliendo in questi giorni segnalazioni da parte di utenti pazienti arrabbiati. Come l'appuntamento per la mammografia di aprile 2015 preso un anno fa che è stato spostato a Tolmezzo per problemi. Questa è una delle tante segnalazioni, spiegano i rappresentanti del comitato, ai quali è stato anche riferito che se prima le mammografie si effettuavano 2 giorni a Tolmezzo e 3 a Gemona, ora l'ordine è stato invertito, per cui tutte le persone che cadono nella terza giornata devono recarsi a Tolmezzo. Per fortuna che a San Michele si dovevano potenziare gli ambulatori e la diagnostica, sostengono i comitati, i quali chiedono alla Regione da chi dipendono queste scelte. Chi ha deciso di spostare decine d'utenti da una struttura sanitaria all'altra invece di spostare il personale medico? E ancora, dov'è finito il mammografo digitale previsto a Gemona nel piano attuativo locale? E perché si preferisce tenere un mammografo fermo piuttosto che farlo funzionare ogni giorno? I cittadini sono stremati, conclude una nota dei comitati, e non accetteranno alcuna discriminazione sul diritto alla salute.